C'è un modo di viaggiare che non troverete sulle guide. È un viaggio che inizia con una domanda fatta alla persona giusta, al momento giusto. Un percorso che si svela passo dopo passo, per caso. Benvenuti a Italia Slow Tour Ambassador. Oggi vi raccontiamo un modo di viaggiare diverso dal solito, a caso. È un viaggio fatto di sguardi incrociati e di una semplice domanda. Mi scusi, lei che è di qui, dove mi consiglia di andare? Benvenuti a Italia Slow Tour Ambassador. Vogliamo scoprire l'anima di un luogo senza un piano, senza una mappa, fidandoci solo dei consigli di chi quella città la vive ogni giorno. E ve lo raccontiamo sempre a modo nostro, a caso. Trieste, l'Italia che non ti aspetta. Ciao, sono Alessandra. Buongiorno, sono Laura Tasca. Sono Gabriella. Sono Lisa. Ciao, io sono Paola. Io sono la mamma. Sono Carlotta. Ciao, sono Alberto. Sono Tiziano. E io sono Raffaele. Io sono Tom. E io sono Iana. Sono Carlotta. Io sono Tania. Io sono Igor. Ciao, sono Sara. Ci troviamo nel ristorante Albergo Valeria, Titolare del Residence Sole, e oggi vi presento la mia struttura. Siamo i titolari di iTrainer Parrucchieri e vi presentiamo il nostro salone. E insieme gestiamo il nostro agriturismo Grgic, nome difficilissimo da dire, e insieme vi mostreremo cosa facciamo da noi. Siamo la famiglia Angelini e titolari e gestrici della pasticceria Liberty di Trieste. Vi presento il nostro ristorante Trattoria I Fiori che gestisco da 12 anni con Maria Giovanna Saletù, un classico ristorante di pesce. La titolare di Charlotte Croissanterie e oggi vi presento la mia pasticceria. Trieste non è una città come le altre, è una frontiera, è Italia, ma anche un po' Austria, un po' Slovenia, è la casa di Italo Svevo e la musica di James Joyce, è la città della Bora, un vento che non si limita a soffiare, ma che plasma il carattere della gente. Siamo arrivati in questa bellissima città e la nostra prima domanda è stata: abbiamo bisogno di un posto per dormire, quindi iniziamo raccontandovi i posti speciali dove abbiamo dormito. Il primo consiglio ci porta in centro. Andate a Residence Sole, ci dicono. Alessandra vi farà sentire a casa. E infatti, in via Francesco d'Assisi, troviamo l'accoglienza perfetta per iniziare il nostro tour. Sono Alessandra ed ovviamente ci troviamo a Trieste. In particolare ci troviamo presso il Residence Sole, che è una mia creatura, è nato 14 anni fa. Ed è nato per una scommessa, proprio non sapendo bene cosa fare di un appartamento, abbiamo deciso, proviamo, puntiamo sul turismo. A Trieste i turisti 15 anni fa c'erano veramente pochi e addirittura il comune, quando abbiamo chiesto la prima autorizzazione, ci ha detto: guardate che però non si può vivere, c'è poca gente che viene a Trieste. Sono passati 14 anni, Trieste è diventata una realtà grandissima turisticamente. Il nome Sole deriva dal primo appartamento che abbiamo fatto, che per una combinazione abbiamo dipinto tutta d'oro e all'interno abbiamo disegnato un sole. In più Trieste è comunque una città con molto sole, luminosa. Siamo anche in una posizione, pur essendo centrali, luminosa, non siamo chiusi. Quindi perché no? Poi il sole è bello, è allegria, quindi automaticamente ha detto: è il nome nostro e ci chiamiamo ancora così. Noi abbiamo 6 stanze, di cui 3 sono triple, 4 sono doppie. Prossimamente forse ne avremo ancora 2. Tutte hanno il bagno, tutte l'hanno condizionata, sono su questo piano dove ci troviamo e altre 2 sono sul piano superiore. La colazione che facciamo intanto è una colazione self-service, dove ognuno può prendere tutto quanto vuole e senza limite, possiamo dire un all you can eat. Offriamo tutto, dal dolce al salato, dalle brioche ai pancake, alle torte, formaggio, uova, succhi. Il nostro obiettivo è che comunque le persone qui si sentano bene, a loro agio. Ma Trieste è piena di sorprese.
Un'altra dritta ci ha portato da Laura Tasca, la direttrice degli Urban House Studios. Non è un albergo, è un concetto. Vivere la città da cittadino temporaneo. Buongiorno, sono Laura Tasca, sono Resident Manager di Urban House Italy SRL. Ci troviamo a Trieste. La società è una delle branche della Casa Madre, che è una società austriaca che si occupa appunto di riqualificare edifici esistenti rendendoli fruibili per il turismo e per l'ospitalità. Che è una società austriaca che si occupa appunto di riqualificare edifici esistenti rendendoli fruibili per il turismo e per l'ospitalità. La filosofia che c'è alle spalle è una filosofia secondo me molto lungimirante, perché il fatto di sfruttare edifici già esistenti e non di crearne di nuovi e il riqualificare un edificio che magari poteva sembrare decadente o in disuso è sicuramente un plus che dà un valore aggiunto al turismo in sé. Quello che gli ospiti ci dicono maggiormente dopo aver soggiornato da noi è che appunto essendo in un punto strategico della città viene facile raggiungere qualsiasi tipo di struttura sia turistica che anche lavorativa nelle vicinanze, perché siamo appunto a 2 passi da Piazza Unità, che è il centro nevralgico della città stessa, per cui è sicuramente un punto a nostro favore, e il fatto di avere all'interno di ogni appartamento banalmente un piccolo angolo cottura, anche questo conferisce un feedback positivo da parte degli ospiti. Cercando qualcosa di ancora più intimo e particolare, ci hanno detto provate la residenza 6A. Qui incontriamo Gabriella, la titolare, che ci svela la particolarità del suo B&B. Qui la colazione la trovi direttamente in camera. E questo è il lusso slow, il tempo di svegliarsi con calma e coccolati. Allora, sono Gabriella. Ci troviamo alla residenza Le 6A a Trieste ed è un affittacamere con complessivamente 11 camere. Il nome in realtà è Residenza Le 6A, 6 perché sono le camere e A sono i nomi di donna a cui le camere sono dedicate e che sono le protagoniste dei libri di Svevo, noto scrittore triestino. Invece al terzo piano, che si chiama la 7A, è dedicata a Joyce, perché dedicò un capitolo di Finnegan Sales alla moglie di Italo Svevo, che si chiamava in realtà Livia, ma in questo caso, in questo capitolo, si chiama Anna Livia. Ecco come abbiamo individuato il nome della 7A. Ogni camera è dotata di bagno privato e di tutti i servizi che consideriamo essenziali, dal wifi, la televisione, l'aria condizionata e il bollitore, che per noi sono dei prerequisiti per l'accoglienza. Io appartengo alla comunità ebraica di Trieste e abbiamo anche creato un'audioguida sui percorsi ebraici a Trieste. Quella che vedete lì è presente in tutte le camere ed è una mezuzah che viene posta sullo stipite di tutte le porte di una casa ebraica. In realtà tutto il palazzo all'epoca appartenne a una famiglia ebraica, la presenza degli ebrei a Trieste fu molto importante e hanno individuato in questo palazzo il luogo non da cui furono deportati, perché non avvenne questo, ma il luogo di incontro familiare. Adesso vi raccontiamo le colazioni, il profumo della Mitteleuropa. Chiediamo dove trovare l'anima dolce di Trieste. Le prime risposte sono immediate. Andate in via Malcanton. Sono Lisa Angelini e la pasticcera titolare della pasticceria Liberty di Trieste. Qui ci troviamo nella nostra sede di via Malcanton, a 2 passi da Piazza Unità. E questa realtà nasce nel 1996. Siamo io, mia sorella e mia mamma che gestiamo questa pasticceria. Io e
mia sorella abbiamo 5 figli in 2 e quindi abbiamo un po' lasciato, diciamo, questo luogo a noi che sta molto a cuore per aprire una pasticceria un po' più piccola nel frattempo che i bimbi diventassero grandi. Adesso sono un po' cresciuti e da dicembre abbiamo riaperto le porte di Liberty in centro. Allora, ci chiamiamo Liberty per caso, perché dopo aver dato in gestione per parecchi anni il locale questo che si trova qui in centro città, a 2 passi da Piazza Unità, abbiamo creato una piccola realtà che si trova in via Carpison, vicino al Giardino Pubblico, dove il palazzo è in stile Liberty. Perciò questo palazzo meraviglioso, che poi l'hanno da poco ristrutturato, ci ha dato l'idea del nome e si chiama Liberty per quello. Allora, le nostre specialità in realtà sono molteplici, perché comunque il nostro non è un lavoro ma una passione, quindi ci appassiona tutto quello che facciamo, è tutto di nostra produzione. Queste sono le perle di Trieste, un dolce di nostra creazione e si lega al Presnitz perché è racchiusa in una perla di pasta frolla, praticamente tutto il sapore dei dolci tipici triestini, tra cui anche il Presnitz. Abbiamo diversi premi a livello di decorazioni, di torte nuziali e da poco siamo stati premiati per aver partecipato a Vegato, che è una competizione di pasticceria vegana. Noi abbiamo una linea che vanta oltre 80 prodotti vegani, è un argomento che ci sta molto a cuore, quindi ci siamo messi in gioco e insomma siamo arrivati secondi, quindi medaglia d'argento. Lavorare in famiglia non è sempre facile, perché chiaramente la discussione è più facile da formarsi, però è bellissimo perché appunto questa è una famiglia, il locale è una famiglia, il cliente che entra si sente in famiglia, perché in realtà lo è. E non è sempre facile proprio perché abbiamo idee diverse, io e mia sorella siamo l'opposto. Non saprei neanche dire in che modo, ma siamo completamente diverse. Infatti io mi occupo del laboratorio e lei si occupa del negozio e dei clienti ed è amata da tutti, quindi io non posso essere che contenta. Per me mia sorella è la metà. Noi praticamente siamo come una mela e se li mettiamo insieme qualcosa di buono viene fuori. In tutto questo dobbiamo ringraziare comunque alla base mia mamma e mio papà, che hanno fatto evidentemente un buon lavoro, o perlomeno un discreto lavoro. Faccio così però io, se no la grappa non c'è. Un altro giorno abbiamo sentito dire che non si può arrivare a Trieste e non assaggiare la brioche di Carlotta. La curiosità è troppa. La Charlotte è un progetto che è iniziato ormai 7 anni fa, proprio in questo locale dove una volta avevamo anche il punto vendita, e l'ho aperto insieme a mio marito Stefano, con cui ci siamo conosciuti alla scuola di pasticceria a Cividale. È un progetto che è un po' nato dalla volontà di creare un qualcosa di diverso che a Trieste non c'era, e quindi ci ispiriamo molto alla pasticceria francese, alle bakery europee del nord e a tutto questo stile appunto un po' da bakery, diciamo, e ci siamo specializzati nella realizzazione di prodotti da colazione. Il nostro magari punto di forza è anche sono proprio le materie prime, in quanto ci facciamo arrivare direttamente il burro dalla Bretagna, che è un tipo di burro molto buono, molto profumato e aromatico, e utilizziamo solo farine locali del nostro territorio, e anche diciamo per quanto riguarda il cioccolato, la frutta secca, diciamo che poniamo un'attenzione particolare sulla scelta delle materie prime. Investiamo molto anche nella formazione sia nostra che dei nostri ragazzi, insomma frequentiamo sempre corsi, o adesso appunto di recente abbiamo anche fatto un viaggio tutti insieme, siamo andati a Copenaghen a vedere un po' le bakery per prendere spunto, abbiamo infatti aggiunto dei prodotti nuovi al nostro menù. Mi fa molto piacere essere anche riconosciuta, non so come dire, magari andare in giro per la mia città, che è comunque una città piccolina, e sapere che comunque abbiamo creato una realtà che adesso è abbastanza conosciuta, e questo mi fa molto piacere, mi dà molto orgoglio. Per rinfrescarci c'è Gelato Marco. Marco è un artigiano trendy. Parliamo con lui e capiamo che il suo gelato non è solo cibo, è un gesto di passione per il territorio.
Ciao raga, sono Marco e vi presento la mia super gelateria spaziale Gelato Marco naturalmente. Un punto di ritrovo per tutti i triestini e per tutti i turisti che vengono a visitare la città. Beh, naturalmente un gelato artigianale, fatto ogni giorno, preparato con materie prime fresche, naturalmente latte fresco, panna, zuccheri e prodotti naturalmente nazionali. Nocciola del Piemonte, i pistacchi siciliani, la mandorla di Siracusa. Gelato Marco è coadiuvato anche da un grande staff che è con me, che mi aiuta da tanti anni. Lo staff è sempre lo stesso, da più di 10 anni. Riusciamo a proporre alla nostra clientela un prodotto, a nostro dire, spaziale. Dal dolce passiamo al salato. Trieste ha un legame viscerale con l'Adriatico. Chiediamo dove mangiare il pesce vero, quello dei triestini. Andate in piazza Ortis, alla trattoria Ai Fiori. Ad accoglierci ci sono Alberto e Maria Giovanna. Il menù è un inno al mare. Qui capisci che la cucina triestina è un ponte tra il Mediterraneo e l'Europa centrale. Sono Alberto Saglio Ponci, siamo alla trattoria Ai Fiori in piazza Ortis a Trieste. Io sono il titolare con Maria Giovanna Saletù. Gestiamo questo ristorante da 12 anni. È un ristorante che esiste dalla fine dell'Ottocento. Si è chiamato in modo differente. Nell'Ottocento si chiamava come la piazza si chiamava Piazza Lipsia e il ristorante anche si chiamava Piazza Lipsia. Ha cominciato a chiamarsi Ristorante Ai Fiori nel 1954, quando c'è stata questa gestione della famiglia Coronica, dove si racconta che la signora ha deciso di chiamare il ristorante Ai Fiori. Questo è un ristorante che nasce come ristorante di pesce e noi abbiamo cercato di portare avanti utilizzando dei prodotti freschi tutti i giorni, facendo preparare ai cuochi le pietanze tipiche classiche di Trieste, i sardoni saor, le linguine, la busera, il gratinato misto, le capesante, i canestrelle e le capelunghe ci sono quasi sempre a seconda del mercato. E abbiamo portato avanti questa proposta che viene e che è sempre stata fatta da 100 anni che si propone il pesce. Diciamo la verità che negli ultimi anni abbiamo dovuto un attimino rispondere a certe esigenze della clientela. Bisogna avere qualche pietanza vegetariana, qualche pietanza vegana e qualcosa di carne lo si trova sempre. Girovagando notiamo che i triestini hanno uno stile particolare, eleganti ma senza sforzo. Finiamo per caso in via Fonderia ed entriamo da Hair Trainer. Raffaele e Tiziano, i titolari, ci raccontano cosa significa lo stile a Trieste. Curiosamente ci raccontano della Bora, di come questo vento scompigli i capelli e i pensieri e di come qui anche un taglio di capelli racconti la storia di una città abituata a resistere alle intemperie. Io sono Tiziano, sono il titolare di Ai Trainer Parrucchieri. Ci troviamo in via Fonderia numero 5 a Trieste. Il mio socio è Raffaele, che è il mio fratello, è il mio mentore perché mi ha cresciuto completamente lui e quindi ci siamo sviluppati insieme e siamo cresciuti insieme. Il primo negozio è nato in via Colonia. È stato aperto da mia madre nel 1965, perciò 60 anni fa, e dopodiché mia madre ha coronato questo sogno, dopo purtroppo nel 95, purtroppo lei a causa di una malattia è venuta a mancare e io ho dovuto prendere in mano le redine del negozio. Avevo 18 anni, perciò avevo appena finito l'apprendistato e da lì ho cominciato pian pianino a cercare di calarmi la prima posizione. Non è stato facile perché all'inizio comunque ero inesperto, non avevo ancora grandi competenze perché vista la giovane età, però ce l'ho messa tutto e pian pianino ho incominciato ad avere i primi clienti e ho incominciato a inserire nel negozio mio fratello che a quel punto, che quella volta aveva solo 14 anni, ho incominciato l'assunto come apprendista e pian pianino ho incominciato a formarlo e diventare quello che è adesso, che è un professionista tutto tondo. Il nostro nome è stato selezionato da una ricerca di 3 anni
Per una questione che Trieste è una delle città più sportive, abbiamo selezionato i trainer perché vogliamo allenare come un coach, un allenatore, le nostre clienti a migliorare i capelli. Quindi a questo punto, oltre a visitare il Castello di Miramare, Castello di San Giusto, Piazza Unità, venite anche voi da Hair Trainer Parrucchiere e vi accoglieremo a braccia aperte. Adesso decidiamo di lasciare il centro. Dovete vedere il Carso, ci hanno detto tutti, l'altopiano che abbraccia Trieste. Un paesaggio aspro, di rocce e vento, ma pieno di vita. Il nostro passaparola ci porta sulla strada per Vienna, al ristorante Hotel Valeria. Incontriamo Gianna e Tom. Ci raccontano la loro storia, di come hanno avuto l'hotel e la particolarità del loro matrimonio. Una storia che unisce culture diverse, proprio come Trieste. Sono Oberdan Tom, sono un ragazzo giovane, quasi cinquantenne, che aveva voglia fin da piccolo di cucinare e ha coronato questo sogno di aprirsi il suo ristorante albergo con la moglie. Il nome Valeria 1904 è stato dato dal signor Daneo che aveva 2 figlie, il quale a un ristorante ha dato il nome Valeria, giustamente. E io la storia non la tocco, la lascio con me. Sotto l'impero austro-ungarico hanno aperto questo ristorante e mi sembra giusto mantenere il nome alto di questo ristorante albergo. Nel 2007 io e mio marito ci siamo sposati alle nozze carsiche, che è un tipico matrimonio dove la festa dura per ben una settimana. Ci siamo divertiti un sacco, ma soprattutto abbiamo portato avanti delle tradizioni, vestendoci nei nostri vestiti tipici e ovviamente dietro tutte le usanze che si fanno nel nostro territorio. La passione per la gastronomia, per la cucina, per il settore alberghiero è nato insieme a mio marito sicuramente, che per prima era cuoco. Io mi sono aggiunta più tardi, ho seguito la sua carriera di cuoco aiutandolo nella ristorazione e dopodiché nel settore alberghiero. Noi abbiamo arredato il nostro albergo ristorante con la materia prima che c'è sul Carso, quindi pietra e legno. L'abbiamo introdotto in chiave moderna, come sono il rovere che è sulla parete, che sicuramente insonorizza la sala, ma dà anche un tocco di calore. Il nostro albergo ha 12 camere disposte su 2 livelli. Alcune sono sulla parte del giardino, altre sono sulla parte anteriore del nostro albergo. Tutte camere possono essere matrimoniali o doppie, ma soprattutto tutte camere possono essere usate come doppia uso singolo. Abbiamo a disposizione anche una camera quadrupla familiare. Al primo piano, nella parte retrostante, abbiamo una bellissima terrazza che soprattutto alle 7 di sera, alle 8 di sera si apre un tramonto veramente invidiabile. Cielo aperto, si può cenare, si può godere della bella freschezza, dell'aria fresca che si vive soltanto qua a Opicina. Chi viene a trovarci troverà sicuramente me e mia moglie, troverà la cucina tipica carsolina, rivisitata in chiave moderna, quindi non cambiata ma alleggerita. Ma il Carso è terra di Osmiz e agriturismi. Ci avevano già parlato di un posto autentico, l'agriturismo Görčić Igor. Qui Tania e Igor ci mostrano il loro mondo e poi la loro particolarità, i cavalli di razze diverse. Un angolo di Far West a pochi minuti dal mare. È un mondo rurale che convive in simbiosi perfetta con la città. Io sono Tania, la moglie di Igor, che è il titolare dell'azienda agricola. Siamo a Padriciano, un paesino sopra Trieste, sul Carso triestino. Noi abbiamo cominciato ufficialmente nel 96 e in pratica nel 92, quando c'è stata la crisi con la Jugoslavia, quando la Jugoslavia è andata a pezzi, diciamo, noi comunque prima lavoravamo in città, impiegati in ditte di import-export, e quando è andato tutto a scatafascio mio marito ha deciso di restare a casa e occuparsi a tempo pieno dell'azienda. In pratica abbiamo cominciato a coltivare di più le viti, abbiamo preso anche qualche terreno in affitto
E niente, nel 96 abbiamo aperto la prima Osmizza che poi, evolvendosi col tempo, nel 2004 abbiamo aggiunto la cucina e abbiamo trasformato in agriturismo. Io sono Igor Gargic, il titolare dell'azienda agricola, dove che la nostra principale attività è la produzione del vino. Poi col tempo abbiamo sviluppato anche un discorso di scuola, di equitazione con dei amici, ragazzi che sono degli istruttori, dove che noi facciamo le passeggiate a cavallo, facciamo corsi di equitazione con i giovani e siamo impegnati anche nel sociale. Da quando abbiamo aperto appunto la cucina, i salumi di casa nostra sono rimasti quelli, abbiamo aggiunto le cose cotte. Facciamo con le erbe spontanee, piatti tipici della tradizione carsolina come la iota, le salsicce coi crauti. Come antipasto diciamo abbiamo i nostri salumi, la pancetta, le salsicce stagionate, c'è la coppa di maiale. Adesso abbiamo qua anche familiari che ci danno una mano, poi abbiamo dei nipoti, si spera sempre che un giorno continueranno con questo lavoro, più che lavoro, una passione. Il nostro viaggio a caso sta per finire, ma ci dicono che ci mancano un paio di sapori, il vino e l'olio. Chiediamo in giro l'eccellenza del Carso. Giungiamo a San Dorligo della Valle, all'azienda agricola Parovel. Incontriamo Sara, la titolare. La sua famiglia produce vino e olio, espressioni di questa terra difficile ma generosa. Parlando con Sara, ci racconta la storia dietro le loro produzioni e scopriamo una cosa che ci lascia senza fiato, una particolarità che riassume l'anima di Trieste. I vini che produciamo sono vini di varietà autoctone, per i bianchi la Malvasia, la Vitosca e la Glera, che produce il nostro prosecco DOC Trieste, e per i rossi invece il Merlot, il Terrano e il Refosco. Per quanto riguarda gli oli invece produciamo anche oli di varietà autoctone, principalmente la Bianchera, che è la varietà che cresce in questa zona qui, e anche oli di altre varietà italiane come il Leccino, Pendolino, Leccio del Corno. Infatti produciamo principalmente dei blend. I nostri blend si chiamano Rosò, Petka, Canto Melodico, Canto Vivo, e poi c'è il 100% Bianchera che è un Tergeste DOP e Presidio Slow Food. Questa è un'attività che è di famiglia da 5 generazioni. Noi siamo nati e cresciuti a Caresana, che è un paese qui vicino, è un paese molto piccolo e costruito su una collina, quindi in pendenza. Lì è nata l'attività, però con gli anni abbiamo sentito il bisogno di più spazio, quindi abbiamo trovato questo terreno, abbiamo costruito nel 2007 questa cantina dove si svolge tutta la produzione di vino e anche l'Osmizza, quelle 5 volte all'anno. Chi viene a trovarci trova qui da noi un'atmosfera abbastanza familiare nella nostra Osmizza, che appunto è gestita dalla nostra famiglia. Può assaggiare tutti i nostri oli come anche tutti i nostri vini, accompagnati dai nostri salumi di propria produzione. Eccola Trieste, siamo partiti senza un piano e abbiamo trovato un mondo. Abbiamo trovato la dolcezza di Carlotta e l'ospitalità di Gabriella. Abbiamo assaggiato la storia di Ai Fiori e respirato l'aria del Carso da Igor e Gianna. E abbiamo scoperto un vino che dorme sotto il mare. Questo è viaggiare slow, non è visitare luoghi, ma collezionare storie. Trieste è una città che non si svela subito. Devi chiederle il permesso, devi fermarti e ascoltare i suoi abitanti. Devi lasciare che sia il vento a guidarti. E questo è Italia Slow Tour Ambassador. Alla prossima avventura, rigorosamente a caso.